Ciao. Vado a ritraggiare le drapie. Ma non ti puoi mandare a Marinina a fare bagaglia, che non fa niente tutto il giorno. Non cominciamo qua la medesima storia, la fanno per la mano e cucinano per così. Sarà, se non viene mai. E poi, in quanto a così, e mi ande, chi te l'ha fatta? Ti direi proprio chi mi ande che mi ha fatto, mia che mi ande che l'ha fatto. E vabbè, così anche se te cresce a passa non te screza. E poi lei è brava, bella intelligente, non può perdere il suo tempo così. Lei ha un matrimonio veramente, veramente ricco. Tra l'altro, ma un busciudi che è un figlio di un notaio. Un avevo domandato. Un figlio di un notaio, ma sono venuto come un peccone. Ho le carico delle fraghe e sbarca noi ho capito appartamenti. Sì. Appartamenti? Sì. Devo che la subito, ok. la prima mese. Se la Sì. mi raccomando, devo che la subito. Ciao mamma, ciao papà. Oh, ciao bella. Trovate il posto lì, che c'è tutto, trovate i biglietti, Mi ha poco sagati da re? Mi ha poco sagati? Ma dito che tu carruggio, fornale, mica fornaco, da tu cavoli. Non cominciate a mettere tutti i cetti di Caruggio. Ah, ma ne dico, cosa ti è successo, Gioia? Mamma, una cosa curiosa, sai, stavo cadendo dalle scale e il fornaio mi ha tenuto su. Ti vedi, di subito ti pensi, ma... Credi che ti amici, vado allo staia. Te, Gioia, in casa comincia a chiamare il corredo, perché il figlio del notaio si vuole fidanzare con Ma io non voglio sposare il figlio del notaio. Lo devi sposare. Marini, mi hai chiamato? Oh sì. Come ce l'hai le mani che mi hanno già gridato una volta? Per la farina? Sì, guarda. Sì, è vero. Però, insomma, tuo padre si lamenta per la farina, ma il pane lo mangia. Vabbè, ma adesso dobbiamo parlare di cose più importanti. Vogliono darmi in sposa al Oh, figlio del notaio. Il figlio del notaio. Sì. Quello con la gobba. Non magari fosse solo una gobba. Lo so. Fosse almeno simpatico, forse. Aggressivo, valido, cattivo. Io non lo voglio baciare, figuriamoci sposarlo. È anche vero, però, che lui è pieno di soldi. Ma non interessano i soldi. Io amo te, il nostro amore è più importante. Dici davvero, Marini? Sì, dobbiamo fare qualcosa. Ho un'idea, vieni con me. Andiamo. Sì, d'accordo, dottor Sivori, sono d'accordo. Vengo domani mattina a firmare il leasing, perché il mio broker mi ha detto che ho ancora posto nel budget. Arrivederci. Come lei ti parli? Ovvio, ma c'è. Come parlo? Come se deve parlare? Non parlo mica ignorante come te. Che ti troppa televisione con le Ma che televisioni? televisione? Ti che non ti te sei dei guai Ti devi tempi? parlare in due le televisioni che non hai. A Marini? Allora, non mi ricordo se all'andata qua a Jacqueline a un fin settimana in Tenaspa. Jacqueline? Sì. Ma ti arrestato a telenovela da lungo? Scusa un attimo. Pronto? Oh Chantal carissima, come stai? Ah sì, Telenovela, un mi hai minuto di telenovela che prenotato il è venuta corso di fitness, sei sempre Fitness. così cara. Va bene, allora sei d'accordo, ci vediamo stasera per l'happy hour. Ciao carissima, ciao. L'ultima parola che ti hai detto, come si chiamava? Happy hour. Cosa deve dire? Ora felice. Chi di questa casa non deve essere tu? Che Deve essere dice? tu. Da Marilyn, ricorditelo. Ma si chiama Marina, non Marilyn. Marilyn come mia nonna. Marilyn in senese. Marilyn in tutte le telenovela si chiama. A Marilyn non so, a lei qua Jacqueline, non so se sono andati a una spa o se sta studiando per l'esame. E poi costi veda quella figliera, è tanto brava, è bella, è brava, ha avuto dateci un problema. Ti la ruina con la figliera lì. E poi scusa, costi che fai con quella scelta? Io mica sono. Ciao, ciao, papà. Oh, ciao
avanti. Papà! E vabbè, ti vai da mente a quelle cose lì. Oh. Lui è Toby. Toby, ciao cara. Che bocadinho você chamava Tom. Ma cosa ti Papà, dice? per favore, Quindi qua piuttosto ce l'hai 50 euro se dobbiamo uscire. Ma non mi piace nada. Guarda, tieni, ti do la carta di credito, Grazie, cara. E sì, perché a giocare anche i contanti è pericolosi. E poi ti dicevo, questi vengono con quella sciarpa che anche non si gosta doia. Você não zera, cara? Sì. Mi sono di casera che per non stare in questa casa sono diventato genuano e sanaduriano. Ma vi do zero. Al circolo. Ciao, ciao, ciao. No, che dobbiamo fare stasera? Beh, andiamo in discoteca, poi torniamo, poi non torniamo. Torniamo, guarda. No, vabbè, però la mia amica Jacqueline mi ha chiesto che andiamo a fare colazione con loro. Va bene. Allora, Andiamo, caro. Avete visto? Cambiano gli anni, cambiano le mode, ma l'amore rimane sempre quello. A voi! Lo stesso,